l'estremo sud-orientale della provincia di Trieste. Muggia, la terra di mezzo, l'incontro tra Istria e Carso, tra mare e collina. Il gioiello incastonato è sempre conteso, dai Romani, dagli Istri, dai Ladini e dai Veneziani. Qui coesistono la fine e l'inizio. Il confine orientale è stato determinato dopo 9 anni di trattative tra l'Inghilterra, l'America, la Jugoslavia e l'Italia. Il memorando di Londra definisce il confine orientale. Praticamente sulla carta tracciano una linea retta tra il Monte Castelliere sopra Santa Barbara e il Monte San Michele sopra Chiampore. Quando vengono a mettere le paline per definire il confine, la mia casa si trova proprio nel mezzo, anzi 3/4 in Jugoslavia, 1/4 in Italia. Cucina in Italia, camera da letto in Jugoslavia. Questa linea di demarcazione, questo confine, ha diviso, oltre che la casa, anche tutti i miei terreni. Per cui una parte dei pastini terrazzati con muretti a secco che hanno più di 100 anni sono rimasti nella parte jugoslava. E a questo punto io ho gli olivi che sono metà in Italia e metà in Slovenia, praticamente divisi da questo confine che per fortuna oggi esiste solo sulla carta ma non materialmente. La peculiarità dell'olio extravergine della provincia di Trieste è che è un olio ricco di acido oleico e più sbalzo termico che c'è tra giorno e notte, più l'acido oleico è elevato. La Bianchera Belissa, la nostra varietà di olivo autoctona che è qui da migliaia di anni, è l'unico olivo che ha la foglia a forma di elica, proprio determinata appunto dai venti di bora del Golfo di Trieste. Anche le strade che portano in città si attorcigliano proprio come le foglie della Bianchera e ci regalano scorci che inevitabilmente richiamano la storia veneziana e adriatica, come il Duomo con la sua facciata trilobata e gli innumerevoli leoni alati simbolo del patto di Fidelitas con la Serenissima. Questo borgo marittimo fu anche roccaforte e ha visto nei secoli un susseguirsi continuo di popoli e culture. Lo scultore Ugo Carà è uno dei tanti artisti che testimoniano la ricchezza di queste infinite commistioni. Il Museo d'Arte Moderna Ugo Carà è un museo di nuova concezione inaugurato nel 2006. Nasce a seguito di una donazione importante da parte del maestro Carà stesso di un corpus di opere di oltre 100 pezzi. Carà si è occupato moltissimo di arredamento di interni, di arredamento navale, ma tantissimo di scultura e probabilmente proprio per queste origini greche della madre possiamo ritrovare questo tema del bagnato di Fidia in cui il corpo invece che venire nascosto da questi drappeggi viene proprio esaltate le forme. Uscendo dal museo si incontrano gli ultimi passi dell'Alpe Adria Trail, che dal ghiaccio del Grossglockner giunge finalmente al mare, il mare della Mitteleuropa. Da qui inizia un altro viaggio. Dal 10 al 18 giugno si è svolta la settimana internazionale dei Tre Golfi, un appuntamento che iniziò a riunire Italia e Slovenia già nel 1977, con la prima regata Muggia-Porto Rose, a ricordarci che, almeno in mare, non esistono confini.